È meraviglioso perché la gondola è il simbolo di Venezia. Allo Squero di Sant'Isepo si vara una nuova gondola costruita in questo cantiere e, nelle parole di Paolo Crea, gondoliere per mezzo secolo, c'è tutta la gioia di una di quelle giornate di festa vere, spontanee, in uno dei rari luoghi di Venezia rimasti intatti e per ora solo sfiorati dalla turistificazione di massa. Questo squero, lo Squero San Isepo, funziona, è aperto, dà lavoro a delle maestranze e si creano quelle costruzioni incredibilmente belle che sono le gondole. Cosa c'è di più tipico e di più grande e più bello di fare e costruire e mantenere gondole? Questo noi facciamo. Purtroppo però, seguendo la scia di quei drammatici processi che stanno uccidendo Venezia, persino un'attività che dovrebbe essere tutelata e incentivata come costruire gondole sta invece diventando sempre più difficile. Ma nel futuro vedo questo mestiere che va un po' morendo, perché da 50 anni a sta parte, da 50-60 cantieri, siamo restati in 5-6. Non solo, il progetto di ricostruzione del teatro di San Cassiano, promosso dall'imprenditore e musicologo inglese Paul Hodkin, potrebbe avvenire proprio qui a Castello, in questo complesso di proprietà del comune che però è in usufrutto perpetuo della società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati. Diciamo che ci stiamo confrontando con la possibilità che qui venga realizzato qualcos'altro, ma è una possibilità, io dico, remota, nel senso che noi abbiamo titolo per essere qui in questo squero e lo abbiamo anche dal fatto che siamo qui da 156 anni. Oggi comunque qui si parla d'altro, dell'arte di comporre gondole, di mettere assieme 280 pezzi fabbricati con 8 essenze di legname diverse che testimoniano tutta l'arte e l'abilità che si tramanda da generazioni, assieme ad un carico di storia che è un atto d'amore per Venezia. Fai una cosa che riguarda la storia della tua città o della mia città in questo caso, e quindi per me è molto pesante, però allo stesso tempo è anche molto molto soddisfacente, cioè alla fine quando ho creato quello che credo sia la cosa più bella di Venezia ho delle belle soddisfazioni.